Contos de Maria Nudda. Racconti popolari nell'era digitale. Podcast a cura di Enedina Sanna. Storie raccontate in sardo da Maria Elena Cocco. Una produzione del Festival letterario Etnos. Da un'idea dell'Associazione Culturale Elighe APS. Con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Martis. Nella prima puntata vi abbiamo parlato di una lenta tessitura di storie e di voci che ci ha portato a realizzare questo podcast, uno strumento digitale che ci consente di restituire forma orale, sonora, a delle storie che sono state narrate negli anni 70 del Novecento e trasmesse fino a noi attraverso la scrittura. Il podcast è dedicato alla figura di Maria Nudda, narratrice di Martis in Sardegna, che per noi è un po' come la famosa Agatuzza Messia per i racconti siciliani di Giuseppe Pitrè. È Franco Enna, nella sua raccolta Contos de Voghile, a lasciarci testimonianza non solo delle sue storie, ma anche della sua personalità. Le parole di allora rivivono nella voce di oggi diffusa nella rete di Internet. Così si apprezzano le sonorità della lingua, il sardo nella variante di Martis nell'anglona, che ascolteremo nella vivace interpretazione di Maria Elena, la nostra giovane narratrice. Forse il suo stile ricalca quello di Maria Nudda, sa mastra de Gontanscia, o forse è più vicino allo stile di Angelo Corda, il giovanissimo allievo di Maria Nudda, che a 10 anni raccontò Martinferrato a Franco Enna. Mentre vi cammina da Ciappina ti ha fatto chiamare storia, no? E si è arrivato a una domo e baiato una femmina essa e l'ha nato sicchiata e noi figli socro e l'ha nato che figli in dai secoli su dei cussai John Mendes. Da che si è arrivato l'ha nato e che sei tu? Adesso socro malenato che non ti minare ne ha fatto perché a Massine di Ferrato. Massine di Ferrato so io. Nacchi del nome nato prosofro come che da pacciappi ti tronco tutto rosso. Attraverso il mezzo digitale possiamo apprezzare tutti quei tratti prosodici che nella silenziosa scrittura vengono meno. I testi nella traccia sonora diventano quasi una partitura musicale. Si ascoltano le variazioni di tono, di volume, di intensità, o la modulazione della voce nell'implorare aiuto, la vocina della povera perseguitata eroina, il vocione del terribile orco, le frenetiche allitterazioni nella fuga e poi tutti gli effetti sonori che in una situazione di oralità primaria servivano non solo per abbellire il testo, ma anche per agganciare la memoria a formule ripetute e ritmiche. C'è poi il timbro della voce, così personale in ognuno di noi, che rivela tanto della nostra personalità, ma anche della nostra attitudine al comunicare con altri esseri umani. Per quanto spesso non ne siamo consapevoli, il timbro vocale è fondamentale per creare una relazione empatica con l'ascoltatore. Aspetto non secondario che il podcast ci aiuta a diffondere è il racconto nella sua lingua originale, come ho detto prima, nel sardo parlato a Martis, nell'anglona, una lingua viva, è bene sottolinearlo che i giovani, pur in misura minore rispetto ai più anziani, comunque continuano a praticare e utilizzare nei contesti di vita quotidiana, e questo si percepisce bene nella narrazione che ascolterete tra poco. Oggi siamo sempre più consapevoli dei danni a più livelli provocati dall'abbandono del sardo. Vorrei ricordare a questo proposito le parole che Antonio Gramsci scriveva alla sorella Teresina nel 1927, raccomandando che ai suoi figli parlasse e insegnasse il sardo. È un errore, infatti, spiegava Gramsci, non lasciare che i bambini si esprimano liberamente in sardo. Ciò nuoce alla loro formazione intellettuale e mette una camicia di forza alla loro fantasia.
Non devi fare questo errore con i tuoi bambini. Ho elencato finora tutti quegli aspetti che nella scrittura si perdono e che il mezzo di riproduzione sonora, che sia analogico o digitale, riesce a restituire. Ciò che invece non si può riprodurre né con la scrittura né con questo mezzo digitale è l'atto performativo, ciò che avviene nel cerchio della narrazione formato da chi narra e chi ascolta. Gli scozzesi dicono che le storie sono raccontate eye to eye, mind to mind, heart to heart, da occhio ad occhio, da mente a mente, da cuore a cuore. Chi ha fatto esperienza di questo cerchio narrativo sa che è potente e magico, sa che c'è un'energia quasi tangibile che passa tra chi parla e chi ascolta. È in questo modo che i sapiens, nella loro evoluzione, hanno sviluppato l'empatia, la capacità di immedesimarsi nell'altro, la capacità di provare compassione. Ed è in questo modo che si sono formate le prime comunità e poi le società e poi le nazioni, uomini e donne tenuti insieme dalla condivisione delle storie. Oggi gli scienziati parlano di neuroni specchio. Non è necessario passare da un'esperienza per provare sentimenti e reazioni a riguardo. È sufficiente che un altro essere umano ce la racconti e noi saremo in grado di condividere i suoi stessi sentimenti. Questa capacità la si sviluppava molto bene nel cerchio della narrazione tradizionale. Qui non c'erano storie per bambini, erano storie per tutti. Si stava insieme ad ascoltarle, grandi e piccoli. Pensate ai racconti di paura che oggi si tende ad evitare per non spaventare i bambini, ma era un modo di affrontare la paura tutti insieme e di esorcizzarla. C'è ancora un altro aspetto che non possiamo riprodurre né con la scrittura né con la registrazione. Nel cerchio della narrazione le storie sono sempre le stesse, eppure sempre diverse. Il buon narratore sa improvvisare e perciò la sua performance sarà diversa dalla precedente, anche se la storia raccontata è la stessa. La buona narratrice sa che il suo testo è un canovaccio, una struttura aperta ed duttile. Si possono aggiungere ramificazioni oppure togliere se necessario, riuscendo comunque a salvaguardare l'intreccio di riferimento. Ciò somiglia molto all'improvvisazione nella musica jazz, dove gli standard, brani musicali o canzoni molto note, vengono interpretati ed esplorati ogni volta in modo diverso. Il grado di allontanamento e adattamento della forma originale è sempre un gioco di equilibrio nella situazione di reciproco ascolto durante la performance, perché anche chi narra, a suo modo, ascolta. Allora, con questo podcast, se nella prima puntata vi abbiamo raccontato la storia della ricerca che ha consentito di salvaguardare un bel patrimonio di racconti popolari della Sardegna, in questa seconda puntata vorremmo invitarvi a ricostruire il cerchio della narrazione, a riportare questa pratica nei contesti più diversi, in famiglia, a scuola, in biblioteca e nei più vari contesti di socialità, non certo per la nostalgia di un passato che non può più ritornare. La narrazione oggi avrà forme e tempi diversi, anche interpreti diversi, magari saranno i più giovani a narrare le storie a chi è più avanti negli anni, ma ciò che è fondamentale è poter ricostruire quel legame rappresentato dall'ascolto reciproco. C'è un'arte del narrare come un'arte dell'ascoltare.
La narrazione orale è una ricerca continua e oggi è strettamente legata all'attività di lettura, dal momento che i libri sono una delle fonti primarie a cui attingere per le nostre storie. È ciò che stiamo facendo appunto anche in questo podcast, che parte dall'esperienza di un libro. Ma non dimentichiamo che le fonti preziosissime di storie sono ancora gli anziani. Se non ricordano le fiabe, anche le storie di vita sono molto interessanti, a volte tanto fantastiche quanto una fiaba. Può essere anche molto semplice, basta trovare il tempo di sedersi davanti a un vecchio e chiedere: mi racconti una storia? E lui vi dirà: non me ne ricordo. Voi chiederete: dai, com'era la scuola ai tuoi tempi, quando hai avuto veramente paura? Come hai superato quella difficoltà? E voi siete lì, presenti, con tutto il vostro essere, e la comunicazione passa da occhio ad occhio, da mente a mente, da cuore a cuore. Anche il vecchio sarà curioso di conoscere le vostre storie. Si attiverà spontaneamente un ascolto reciproco, intimo, concentrato, che genera benessere, che arricchisce, che nutre come il pane. Oggi la scienza ha rilevato che in queste situazioni il nostro cervello rilascia le molecole che generano piacere e benessere. Si parla di neurotrasmettitori come la serotonina, la dopamina, l'ossitocina, ma tutte queste cose credo che le nonne e le balie di una volta in qualche modo le sapevano già. Quindi provate a cercare le storie che sentite più congeniali per voi e il vostro uditorio e poi cercate di trovare il giusto spazio e momento, in modo da creare una adeguata concentrazione. Si sa che il momento più adatto per la narrazione orale è la sera, vicino al momento del sonno. In molte culture c'era addirittura l'espresso divieto di raccontare di giorno, ma oggi sono mutate le abitudini. Si può raccontare anche a scuola, per esempio, ma comunque si cercherà di creare una situazione calma e rilassata, tale da mandare a dormire, almeno per un po', la mente razionale. E ora provate ad esercitarvi, non preoccupatevi troppo di tecniche vocali, strutture sceniche, concentratevi piuttosto sulla storia che avete scelto e sul vostro uditorio. Esercitatevi per esempio con le fiabe proposte in questo podcast. In questa puntata vi faremo ascoltare Maltineddu i Ferradu, Martin Ferrato, tratta dall'opera di Franco Enna Contos de Voghile, una fiaba che, sebbene con un suo sviluppo originale, si può ascrivere al tipo 300 dell'Indice internazionali, ovvero l'Ammazzadraghi. C'è, infatti, dovete sapere, un catalogo universale per i diversi generi del racconto popolare. Ve ne sono migliaia, classificati ognuno con un numero e un titolo, come in una gigantesca tassonomia dell'immaginario. Questo è uno degli aspetti che più colpiscono quando ci si avvicina a studiare il mondo delle fiabe, anche perché si tratta di un mistero ancora irrisolto. Come è possibile che da un punto all'altro del pianeta si ritrovino gli stessi tipi di storie? Troverete una Cenerentola, un Cappuccetto Rosso, un Ammazzadraghi, appunto, in Africa, in Asia, nelle Americhe. E sono versioni attestate molto prima di Internet, molto prima dell'arrivo dei colonizzatori. Le fiabe, dice Italo Calvino, sono nella loro sempre ripetuta e varia casistica di vicende umane una spiegazione generale della vita, nata in tempi remoti e serbata nel lento ruminio delle coscienze contadine, fino a noi. Sono il catalogo dei destini che possono darsi a un uomo e a una donna. Nei Contos de Voghile di Franco Enna si percepisce bene quel lento ruminio delle coscienze contadine di cui parla Calvino.
Non c'è intenzione di abbellimento letterario. Enna ha preferito mantenere il rigore del ricercatore etnografico nel riportare fedelmente i racconti così come sono stati proposti dai narratori e registrati sul nastro magnetico. Si sente in questi racconti il loro